Il Modica fa il regalo di Natale più atteso dai suoi tifosi. Sotto l'albero, Babbo Raciti e i suoi aiutanti regalano la 12ª vittoria consecutiva e il +6 sulla sua prima inseguitrice l'Avola. Punti che diventano 7 sulla Messana e 9 sul Vittoria. 40 punti sui 45 disponibili in questo girone d'andata. Migliore attacco, migliore difesa. Numeri da record per la storia dell'eccellenza siciliana. Verrebbe da dire, peccato la pausa che arriva nel miglior momento dei rossoblù. Contro l'ottimo Mazzarrone, sotto una pioggia battente per larghi tratti del match, i padroni di casa hanno vinto la classica partita muscolare fatta di grinta e cuore, quelle che piacciono a Raciti, che sempre di più si gode la sua creatura. Il primo pericolo è per la porta del rientrante romano e la porta Papaserio al quarto d'ora con un tiro da posizione ravvicinata che viene neutralizzato dall'estremo difensore argentino. Un minuto dopo Luca Savasta di testa manda alto sulla traversa della porta giallorossa. Al 21esimo è ancora l'attaccante palermitano protagonista. Aliotto dalla destra fa partire un cross basso che il numero 11 rossoblù non sfrutta però a dovere. Sembra una sfida Savastra contro tutti, quando al 24esimo è il giovane Panfili a dire di no al più esperto avversario con un ottimo intervento dopo una bella girata in area di sinistro. Un minuto dopo ci prova Sessa dalla distanza, ma il suo tiro a giro non va. Al 33esimo break di Bonanno che ruba palla, si fa 20 metri di campo, palla al piede, scarica su Savasta la cui conclusione è debole. È il momento di massima pressione dei padroni di casa, il profumo del gol è nell'aria ed eccolo che arriva puntualmente al 36esimo. Floro Valenza, vero e proprio uomo ovunque, pennella una punizione dalla sinistra per Savasta che di prima la rimette al centro dove Brugaletta è il più letto di tutti ad arrivare e depositare in porta. Modica 1, Mazzarrone 0, primo gol per il difensore. Al 38esimo, sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato, Savasta ci mette la testa ed insacca. Si alza però la bandierina del collaboratore che segnala il fuorigioco e l'episodio che chiude il primo tempo. Nella ripresa il Modica vicino al raddoppio con Asero che di testa colpisce Carvaglio, quasi sulla linea, respinge. Al 12esimo arriva il momento di Luca Savasta, fin qui protagonista di una prova generosa ma sfortunata. Da bomber di razza il suo movimento in aria, tiro di sinistro e palla che passa sotto il corpo di Panfili. Settima gioia in campionato per Savasta. Partita in ghiaccio che al 21esimo cross di Prestia, stacco del solito Cosendei che per la prima volta si fa vedere in aria. La palla si insacca alle spalle di Romano e partita riaperta. Sono 14 per l'Argentino in 15 partite. Un mostro. Il Modica risponde subito e al 22esimo Asero mette al centro forte, svirgola Puglisi che costringe al mezzo miracolo il proprio portiere per evitare un sicuro autogol. Il Mazzarrone avanza e il Modica comincia a risentire delle fatiche del mercoledì di Coppa. Al 32esimo ancora l'asse Prestia Cosendei che conclude a pochi centimetri dal palo alla sinistra di Romano. Il numero 1 argentino è prodigioso quando al 41esimo respinge da campione la conclusione di Baldé che sembrava destinata in rete. È la ciliegina sulla torta di un girone d'andata da incorniciare per l'estremo difensore fortemente voluto da Raciti in estate. Non ci sono più emozioni fino alla fine. Il Modica, dopo aver staccato il biglietto per la finale di Coppa Italia, si laurea campione d'inverno e si regala un dolcissimo Natale.